in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci puntuali all'appuntamento del mercoledì con lo Sportello Pensionati. In studio oggi ci sono Stefano Gobbo, segretario regionale della FAI CISL, quindi del settore agroalimentare. E poi abbiamo Ivano Monguzzi, che fa parte dell'FNP CISL di Udine, anzi diciamo tricesimo per individuarlo meglio, no? Ancora proprio per specificare così la popolazione sa che per trovare Ivano Monguzzi, dopo averlo visto qui in televisione, deve andare alla CISL di Tricesimo. State bene? Tutto a posto? Tutto a posto. Parliamo di novità, parliamo di situazioni, soprattutto adesso mi immagino che cosa possano che cosa possano pensare in FAI CISL per quanto riguarda la possibile reintroduzione dei voucher, soprattutto in agricoltura. Vediamo se... Siamo rimasti abbastanza sorpresi dal testo della manovra e di un possibile riallargamento dell'utilizzo dei voucher nel settore agricolo. Il voucher dire che ritorna nel settore sarebbe un errore, non è mai stato abbandonato il concetto del voucher, era stato normato attraverso dei limiti molto più precisi ed è stato chiamato contratto, parola molto importante, contratto di prestazione occasionale, ma prevede a tutt'oggi proprio una pre-registrazione e l'utilizzo di questa forma con una casistica e una modalità molto più precisa rispetto a quanto contenuto in manovra. Oggi quello che leggiamo non sarebbe assolutamente utile al settore, anzi sarebbe dannoso. Con questo sistema si parla di ampliare, semplificare, quindi tornare al buono cartaceo, con un limite di 45 giorni lavorati, un limite di reddito di 5.000 euro e se pensiamo già alla precarietà del settore rischiamo invece di allontanare definitivamente la manodopera, soprattutto anche manodopera giovanile, manodopera saltuaria, quelli che sono persone che in questo momento sono necessarie al settore. Ecco, perché uno penserebbe, uno dice ritornano i voucher, quindi si semplifica un po' tutto, no? Soprattutto in tanti campi, anche per le collaborazioni in casa, insomma, per farsi aiutare. È tutto un pochino più semplificato, almeno così in Italia però dobbiamo imparare una cosa, noi siamo molto bravi a mettere delle regole e a eludere delle regole. Il voucher, ricordo... la legge ha trovato l'inganno, quindi... diciamo di sì. Quindi, ante 2017, prima della riforma, in cui è stato inserito la prestazione occasionale con regole molto chiare, c'era la libertà di dare un voucher, teoricamente per un'ora, ma non c'era la possibilità di controllare se il voucher che ti davo corrispondeva effettivamente a un'ora di lavoro o a più ore e quindi a segnare e procedere verso un lavoro grigio che non è utile al settore. Io ricordo che l'agricoltura già vive di una flessibilità molto ampia, si possono fare contratti da una settimana e all'interno di quella settimana addirittura lavorare poche giornate, perché come venerdì e sabato hanno messo pioggia, se ho il contratto non andrò a fare raccolta quei giorni, quindi non c'è neanche quel vincolo. Però ricordo che un contratto di lavoro, a differenza di quello che è il contratto di prestazione occasionale o voucher, potrebbe dare diritto anche ad altre prestazioni, che sono malattia, che sono maternità per le donne, che sono una pensione più alta,
con un sistema anche di rivalutazione poi delle giornate lavorative negli anni. E una giornata lavorata oggi in agricoltura possiamo scoprire che fra 15 anni potrà valere da un punto di vista di contributi anche una settimana lavorata per la pensione, cosa che invece col voucher o col contratto oggi di prestazione occasionale non sarebbe possibile. E oggi escludere questi lavoratori anche da qualsiasi forma di disoccupazione oppure anche di tutela della maternità sarebbe un'ingiustizia totale. La disoccupazione agricola ha delle regole. Sono necessarie 102 giornate lavorate per accedervi nel biennio. Ma se pensiamo che lo allarghiamo, o l'idea è quella di allargarlo a 45 giorni di lavoro, queste persone perderebbero anche quel minimo di sostegno che gli viene dato attraverso la disoccupazione agricola. La malattia, io per aver diritto alla malattia sono necessarie 51 giornate lavorate nel settore, l'anno precedente, e avrò diritto a 51 giornate, ma così li escludo. Quindi per noi in questo momento il ritorno originario ante 2017 alle norme non è assolutamente necessario. Abbiamo chiesto un confronto a livello nazionale con il Ministro per aprire un tavolo di confronto e trovare delle soluzioni che siano chiare per tutti. Però per certi settori potrebbe aiutare a non avere praticamente prestazioni in nero, come si suol dire, no? Purché le regole siano chiare e ci sia anche un sistema di controllo molto preciso. Oggi purtroppo l'Ispettorato del Lavoro ha gli organici ridotti all'osso e quindi non ha la possibilità di andare a verificare se è tutto in regola, che sia un'azienda, che sia un'impresa agricola, che sia un privato. Quindi credo che sia necessario prima creare le condizioni perché in Italia si possa verificare e poi partire eventualmente con un ampliamento, che comunque a queste condizioni, come sigla sindacale, come fa CISL, parlo in questo momento per il settore agricolo, ci vede assolutamente contrari. E quindi intendete andare a In questo discutere, rivedere un po' il provvedimento in sostanza. Come avevamo fatto nel 2017, in cui c'erano state anche delle manifestazioni importanti anche sul territorio, se questo dovesse essere il messaggio che il governo continua a portare avanti, ritorneremo su quella linea, perché riteniamo che il settore agricolo invece abbia bisogno di incrociare la domanda del lavoro, manodopera. Abbiamo degli strumenti per poterlo fare, ad esempio abbiamo degli enti bilaterali che possono incrociare domanda e offerta, dove le aziende si possono rivolgere, dove i lavoratori possono inserire il proprio curriculum, ma su questo occorre l'impegno di tutto nostro sindacale, ma anche delle parti datoriali. Questo per quanto riguarda sul fronte del lavoro. Invece il fronte pensionistico? Beh, dal fronte pensionistico diciamo che ci sono anche su questo dei problemi che andranno affrontati bene, perché per esempio l'unica cosa che il governo ha lasciato è l'APE sociale, che rimane, che era una cosa importante e fondamentale soprattutto per chi ha redditi bassi ed è magari rimasto disoccupato, ma su opzione donna per esempio sì, invece siamo paletti, un po' lontani dal mantenere una cosa che, come abbiamo spesso provato a dire anche da queste trasmissioni, non sempre è conveniente per una donna, ma ci sono casi in cui questo è un appiglio importante per poter scegliere di cambiare la propria vita, per le esigenze familiari, per mille motivi, e questa cosa che lega per esempio l'opzione al fatto di aver avuto 2 figli per scalare e non andare a 60 anni. Di essere caregiver. E quindi insomma diciamo, sì, ma è una cosa che in questo senso noi stiamo ovviamente facendo la discussione e la battaglia anche col governo per fare in modo che questa cosa di opzione donna cambi e ritorni
indietro. E poi comunque ci sarebbe tutto un discorso sul problema pensionistico che andrebbe affrontato, ma però non è la finanziaria che lo deve affrontare, ma è un tavolo che noi, in modo particolare come CISL, stiamo chiedendo con forza, che è quello di mettersi attorno a un tavolo e discutere perché alcune questioni, come per esempio la correzione dei cosiddetti scaloni della Fornero, eccetera, si possono fare a condizione di mettersi attorno a un tavolo, discutere, vedere, perché se invece si lascia tutto correre in questo modo, il rischio di ritornare ad avere quegli scaloni lunghi rimane, perché ovviamente la cosa va affrontata. Quindi, sotto questo profilo, sicuramente Opzione Donna è un ostacolo. Il giudizio che noi diamo su questa cosa è assolutamente un giudizio negativo per quanto riguarda quello che sta facendo. Ma dal vostro osservatorio sono state tante le donne che hanno usufruito di Opzione Donna? Sì. Anche qui a livello personalmente anche a livello posso locale, dire che anche sì, come esperienza personale, raccogliendo spesso anche l'afflusso delle persone che vengono a chiedere, ci sono parecchie donne vicine a quell'età che arrivano e dicono: ma io avrei bisogno di trovare una soluzione, la pensione, questa cosa, e i 58 e i 35 anni di contributi potevano essere una cosa più vicina al trovare una soluzione che permetta alle persone di farlo. Poi, come ho detto già, alcune volte può non essere conveniente, però in molti casi questa è una soluzione, soprattutto per chi ha magari anche familiari da curare o altre cose, aiuta a trovare un equilibrio nella famiglia, diciamo così, anche, e ad avere quel minimo di retribuzione e di aiuto. Quindi sì, ci sono richieste, non dico di massa, questo no ovviamente, ma un buon numero di persone si chiede di poter verificare questa cosa e quindi sarebbe importante lasciare la normativa come l'avevamo in questo caso fino a oggi come normativa, quindi il discorso dei 58 anni e dei 35 di contributi, tenendo conto che tra l'altro Opzione Donna purtroppo non include per esempio i periodi di disoccupazione, quindi già voglio dire, ha dei limiti, perché la disoccupazione, i contributi vengono pagati, però per Opzione Donna non vengono contati, quindi diciamo che ci sarebbe bisogno che il governo la smetta di cercare di far cassa con i pensionati o con i futuri pensionati, ma affronti i problemi seri che ha oggi questo Paese, potrei dire, anziché pensare a togliere il POS, a togliere i pagamenti col bancomat, a porre il limite di 60 euro, pensi a trovare delle altre soluzioni, quindi aiutare le persone che hanno maggiori problemi e non intervenire su cose che rischiano, se aumenta l'evasione fiscale, di dare meno soldi allo Stato per aiutare appunto le persone che hanno più bisogno. Ci facciamo una piccola pausa, vi ricordo che dopo la pausa potete cominciare a telefonare 0432 57 3517 o inviare SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci in studio, cominciano ad arrivare i messaggi, questo è arrivato ancora prima che cominciassimo la trasmissione. Sono Zora, ho 69 anni, in Italia ho circa 14 anni e 6 mesi, in Croazia circa 23 anni. Quale soluzione per me sarà migliore per andare in pensione? Già 3 anni fa avevo fatto la richiesta per i conteggi, ma fino adesso nessuna risposta. Questo l'ho fatto tramite patronato. Quando telefono mi dicono che devo fare la richiesta per la pensione, ma io voglio sapere che cosa mi conviene e a quanto potrebbe quindi ammontare la pensione. E quindi diciamo che risposta puoi dare a Zora? La risposta purtroppo è che ovviamente non ci sono tante possibilità, nel senso che lei deve fare quello che ha già introdotto presso il patronato, quindi prenderà quello che è previsto quando avrà fatto i 70 anni, ma in ogni caso per quanto riguarda la Croazia purtroppo non dipende da noi, ma dipende dal fatto che l'INPS lo Stato italiano
non ha una convenzione con la Croazia come ce l'abbiamo con la Slovenia, con la Francia, con la Germania, dove puoi valutare, perché quindi puoi ricongiungere, perché in quei vedere, casi capire. spesso si valuta se conviene mettere insieme la parte italiana e la parte straniera. Perché qualche volta è conveniente, qualche volta no, ma lì dipende dalla casistica. Quindi che paesi, con quali paesi ci sono le convenzioni? Quelli dell'Europa. Certo. Però la e la Svizzera, ovviamente anche la Svizzera, sì. Certo, la Svizzera è un paese convenzionato. Convenzionato, sì. Quindi convenzionati Francia, Svizzera, no. Germania, Belgio, Spagna, è proprio Portogallo. la Croazia che Cioè, non è... E la Croazia è fuori e Sì, beh, giusto. Non c'è una convenzione, almeno per il momento, poi magari può darsi anche che arrivi, però per il momento non c'è, quindi questo è uno dei problemi. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Franco da Palmanova. Buonasera, Volevo signor Franco. un'informazione. Ecco, io volevo sapere se con la rata di gennaio ci sarà una rivalutazione della pensione. Sono un ex dipendente dello Stato, pensione ex INPS, adesso INPS, no? Ecco, questo volevo sapere, se ci sarà questa rivalutazione. E qui Sì, Ivano, la risposta è affermativa, perché noi avevamo già col vecchio governo, col precedente governo, concordato che finalmente si potesse tornare alla rivalutazione completa. Quello che in questo momento si sta discutendo a livello nazionale in Parlamento come decreto del governo è di rivalutare al 7,3%, che è l'inflazione che è stata calcolata, fino a pensioni che hanno 2.100 euro al 100%, dopo di lì si scende all'80% e poi via via a scendere. Però la risposta è sì, dal 1° gennaio lei troverà sulla sua pensione un aumento che indicativamente, aspetti che ti sei portato il tabellario, che siamo, siamo vicini anche ai 100 euro. Sì, volevo chiedere, pensione lorda o netta? Come non ho capito? Lordo o netto? Lordo o netto, perché io importo purtroppo meno si di parla 2.000 sempre, euro netto. sono solo i calciatori che parlano di netto, noi parliamo di lordo, perché purtroppo non possiamo fare altro. Quindi 2100 lordo. 2100 lordo. Certo. E lei Benissimo. ha detto che è abbondantemente sotto, no? Sì. Boh. Perfetto, lei avrà l'aumento al 100% su cifre che dipendono, poi è una percentuale, quindi può variare a secondo dell'entità della sua pensione. Benissimo. Va bene? Okay. Quindi è contento, almeno qualcosina in più, no? Sì, certo. Sono nato per le spese delle bollette, è una falcidia per noi pensionati. Sì. È una falcidia. Vorrei solo ricordare a lei e a tutti che non è un regalo né del precedente governo né di questo governo, ma è frutto delle pressioni, delle lotte che come sindacato abbiamo fatto per ottenere che ritornasse la rivalutazione delle pensioni come era, diciamo, una volta. Sì. Mette bene i puntini sulle mette bene Ivano i puntini sulle da buon vecchio sindacalista bisogna farlo. Infatti seguivo e ho capito che era grazie ai sindacati, insomma, che avremo questo aumento. Vi ringrazio. Prego. Va Vi ringrazio, bene. molto gentili. Buon lavoro, Grazie buonasera, a lei, grazie buonasera. Gianfranco per aver chiamato. Buonasera. Sì, però cioè io ho passato la telefonata. Abbiamo concluso la risposta alla signora Zora per la Croazia, quindi cosa deve fare lei adesso? Io suggerirei in ogni caso non so a quale patronato è andata, di ritornare lì, certo, per forza, direi che sì, perché a questo 69 punto anni, noi insomma, direttamente da qua non possiamo capire qual è la cosa migliore da fare, però si fidi del patronato, sempre che sia un patronato di quelli strutturati. Non dico per forza della CISL, può anche essere della CGIL, della UIL, delle ACLI, però ci sono alcune volte patronati di quali non sempre diciamo, ci si può affidare a occhi chiusi. Ecco. E non fare né nomi né cognomi, esatto. Ecco, mi raccomando. Perché ho fatto solo i nomi di quelli più sicuri, non di quelli affidabili. Quelli affidabili. Quelli affidabili. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Pronto? La linea. Andiamo avanti perché ci sono altri messaggi, vediamo se ritornano a chiamare. Vorrei sapere
se i 41 anni di quota 103 comprendono anche periodi di disoccupazione. Sì, se guardiamo la quota 102, perché prima era 102, adesso 103, sì, però io prima di metterci la mano sul fuoco aspetterei l'approvazione definitiva della finanziaria e a quel punto sì potremo dare una risposta precisa anche sulla base di indicazioni che lo stesso INPS manderà come circolare, quindi probabilmente sì, ma aspettiamo una risposta definitiva. Guarda, abbiamo proprio un messaggio che è in coordinata. Volevo sapere, sempre Franco da Pagnaco, che ci fa i complimenti per la trasmissione, grazie, ben accettati. Volevo sapere se la legge quota 103 è già in vigore. No, ecco, adesso è 102. Per il momento è quota 102. Dal 1° gennaio passerà col criterio di 103. Ah, quindi col 1° gennaio, sì. Sì, almeno così, ripeto, se così come l'hanno proposto. Pare? Così pare. Vedo, non ti vedo molto convinto, Stefano. Su quota 103? Ah, sì, sì, no. Ma, se posso esprimere un'opinione su quota 103, io sono abbastanza perplesso perché non ritengo che sia una soluzione che possa andare bene al mondo del lavoro che deve andare in pensione adesso, o almeno a una parte del mondo del lavoro, dal mondo produttivo, dalle fabbriche dove però si hai visto anche che con quota 100 non c'è stata questa grande platea che ne ha... ma infatti, no? Perché da quello che definiamo mondo produttivo oggi, dalle fabbriche, dall'agricoltura, dalla pesca, difficilmente si esce con quota 100, 101, 102 o 103 perché si è iniziato a lavorare molto presto, quindi si va in pensione con quella che oggi è definita la pensione di anzianità, con la legge non Fornero. C'è bisogno, diciamo. Non c'è necessità della quota. Ritengo che sia più utile ragionare invece su quelli che sono gli scaloni della riforma Fornero per mettere un freno definitivo alla possibilità di adeguamento e quindi al prolungamento dell'uscita. Oggi è inimmaginabile portare, penso a una donna che ha avuto 2 o 3 maternità, l'uscita a 42 anni e 5 mesi o a 43 anni per un uomo, anche perché se pensiamo a una fabbrica dove si fanno i turni notturni e pensare a una donna, ma anche a un uomo, ma principalmente a una donna che a 62-63 anni si ritrova a fare una settimana di notte, sappiamo quanto il fisico sarà usurato in quella condizione, quindi ritengo che sia assolutamente necessario lavorare anche su altro. Ecco, tra l'altro... sentiamo un momento chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione, come al solito. Grazie. Sono una signora di Monfalcone. Io volevo chiedergli, ho sugli 800 e rotti euro di pensione al mese, quanto mi viene di aumento con la pensione di gennaio? E poi sulla pensione di invalidità c'è qualche aumento o è ferma come già c'è sta ora? Grazie. Grazie signora, è un'affezionata nostra lei. Sì, cara, sì. Sono molto contenta, guardi, continui a seguirci. Sì, la cifra della pensione è 800, no? Ha detto? Sì, 800. Signora? Sì, sui 809 euro. Siamo intorno ai 50 euro, 50-55 euro lordi. Sì. Questo dal 1° gennaio. E la pensione di invalidità? Perché sulla pensione di invalidità aspettiamo di avere delle cose più chiare che ancora... Perché avevano detto che... avevano detto che aumentavano anche le pensioni di invalidità, però aspettiamo di vedere esattamente... Solo del reddito di cittadinanza, si sono messi in testa quello e di quello non vanno avanti il governo. Ah, se tutto arenato si sta bloccando lì e lei vuole che decidano qualcosa. Anche questa cifra che ho dato sull'aumento della rivalutazione è sempre indicativa perché ancora la finanziaria non è stata approvata e lo stesso sulle pensioni di invalidità mi riservo un'altra volta perché aspettiamo di vedere esattamente cosa esce perché non c'è niente fino al 31 dicembre di definitivo, quindi aspettiamo. Il 31 di dicembre di quest'anno non è definitivo? Certo. Ci si augura, no?
Va bene, vi ringrazio, vi faccio in anticipo buon Natale, che sia un Natale di pace soprattutto. Grazie, Certo. grazie. Che ne abbiamo tanto ma torni a bisogno. chiamarci per farci gli auguri, Grazie, no? altrettanto. Noi aspettiamo, mi fa piacere quando lei chiama. Se non muoio prima, Ma guardi, signora, se ma non per muoio piacere, ci telefoni, ci telefoni signora, per gli guardi, auguri. Lasciamo perdere che è meglio. Va bene, signora, pensiamo positivo. Sono molto acciaccata, forse mi sento un po' con la voce così sorridente, però le mie lacrime scendono da sole, guardi. Comunque, signora, pensiamo positivo, ci torniamo a sentire. So. Io purtroppo sono molto negativa nella vita. Quei pochi progetti che ho fatto nella vita, difatti non progetto mai più niente, vivo non alla giornata, al secondo, all'attimo. Sì, pensiamo che dobbiamo sentirci per l'adeguamento dell'invalidità, signora. Va bene, vi ringrazio tutti e che Dio vi benedica. Grazie. Grazie signora, buonasera. Riusciamo ancora con un messaggio. Sono un neopensionato del Servizio Sanitario Nazionale. Nel calcolo della pensione non mi è stata considerata la reperibilità, in quanto ritenuta, così mi è stato detto, onere accessorio. Corrisponde a verità? Volevo sapere inoltre se nel calcolo delle TFR la reperibilità verrà considerata. Infine, come posso sapere l'importo dello stesso TFR? Sul TFR, su questa cosa, almeno per quanto riguarda noi privati, metalmeccanico TFR avrei risposto, ma siccome il settore sanitario io personalmente non lo conosco bene, non posso dare una risposta ovviamente su questa cosa perché per noi c'è sulla busta paga e quindi noi vediamo ogni mese come, esatto. Non so per quanto riguarda appunto il servizio sanitario, soprattutto sulla liquidazione, sulla pensione di solito gli oneri accessori non contano sul conteggio della pensione, questo sì. Mentre sulla liquidazione francamente questo è un problema soprattutto della categoria. Lo inviterei comunque a chiamare la categoria alla CISLA Udine in modo che le possa dare una risposta precisa. Conviene andare direttamente da chi è specializzato. Può chiamare direttamente anche il centralino della CISL, perché io non mi ricordo adesso a memoria il numero della sanità. Della funzione pubblica neanch'io. Gli danno comunque la possibilità di passare all'interno della sanità. Va bene. Bene, ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, salve, sono Antonio e telefono da Tamai di Brugliera. Sì. Io percepisco una pensione ordinaria di circa 1000, perché sono invalido all'80%, di circa 1050 euro netti al mese. E vorrei fare due riflessioni, anche se i signori in studio possono aiutarmi e cosa ne pensano. Allora, il signor Salvini aveva detto, diciamo che io ho votato destra, il signor Salvini aveva detto in campagna elettorale bastava prendere le pensioni di tutti i pensionati da lorde a passarle direttamente nette, e questo sarebbe un bel vantaggio, visto e considerato uno come me ha versato 35 anni di contributi, le tasse le ha già pagate sui contributi, e io non è che voglio andare a vivere all'estero, però se vado all'estero, tipo in Albania, in Romania e roba varia, il lordo mi diventa netto. Voi cosa ne pensate? E poi un'altra cosa, le pensioni minime, Berlusconi voleva passarle da 500-600 euro al mese a 1000 euro. Ma secondo voi è giusto fare una cosa del genere di persone che hanno versato contributi, adesso prendono 1000 euro, e persone che non hanno fatto niente dalla mattina alla sera prendono lo stesso 1000 euro? Questo vorrei sapere, se secondo voi è giusto una cosa del genere, specialmente le pensioni sociali e roba varia e compagnia bella. Se uno ha versato deve prendere quello che prende, non è che
l'alloggio domani 1.000 euro a loro e noi che abbiamo versato i contributi o 40 anni di servizio, 35 servizi, prendiamo 1.000-1.200 al mese e gli altri senza fare niente devono percepire gli stessi soldi. È un discorso un po', cioè sono ragionamenti un po' lunghi, non è che riusciamo a fare questi ragionamenti adesso, se magari no, un'altra volta ci torna a telefonare, magari all'inizio della trasmissione, cioè un ragionamento veloce si può fare perché so che abbiamo, ecco, effettivamente c'è la necessità di dare maggiore valore e potere d'acquisto a chi ha versato i contributi, bisognerebbe trovare un sistema migliore per quanto riguarda... Una risposta al volo, ma proprio in due parole. Al volo veloce. Due parole. Noi stiamo già intervenendo sulla pressione fiscale sia del mondo del lavoro sia dei pensionati per chiedere una riduzione di quelle che sono tasse che noi paghiamo. Certo che la soluzione deve essere sostenibile. Esatto. Esatto, soprattutto poi appunto perché c'è un fondo di verità in quello che dice il Signore, e cioè che in realtà se uno ha pagato i contributi, che prende come lui 1.050 euro di pensione netta, non è che possiamo improvvisamente passare chi aveva diritto a 600 a 1.000, perché giustamente c'è chi ha pagato più contributi e chi meno, quindi si tratta di trovare un equilibrio, però come si diceva, sempre in un ambito che è quello della sostenibilità finanziaria, perché è ovvio che il nostro Paese sta in piedi se è in equilibrio, altrimenti rischiamo di andare tutti a fondo. Sì. Vediamo se ce l'abbiamo ancora in linea. Sì, sono ancora in linea. Va bene, magari ok, questo è il pensiero veloce qui perché sì, non riusciamo a dedicare più tempo, comunque sarebbe un argomento questo che va approfondito ulteriormente. Sì, perché va bene che in Italia si va sempre a Tarallucci e vini, Comunque speriamo, ci auguriamo che venga posta a mano, che... Lo stiamo chiedendo, lo stiamo chiedendo. Che a gennaio spero inizi. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie per aver chiamato. Buonasera. Da dove ha detto che chiamava? Da Brugnera, Tamai di Brugnera. Mi sembra Brugnera. Quindi nella destra tagliamento. E vediamo se c'è ancora qualcuno in linea, non è perché so che c'era una telefonata che attendeva. Prima di chiudere la trasmissione vorrei arrivare un attimo a parlare con Stefano Gobbo, che ricordiamo essere appunto segretario della FAI CISL del Friuli Venezia Giulia, ossia del settore agroalimentare. Vorrei arrivare a fare un piccolissimo ragionamento per quanto riguarda il sistema allevatoriale. Ci sono dei prezzi che stanno lievitando anche per quanto riguarda il latte. Se guardiamo il prezzo al consumo, quello che noi troviamo al supermercato, sì. Il rischio è quello di trovare ad esempio il latte a 2 euro al litro per fine anno, ma questo implica un ragionamento complessivo di filiera. Oggi la filiera rischia di non essere più in equilibrio come si diceva prima. Se pensiamo che partiamo dalla stalla, dove il latte viene prodotto, la stalla ha necessità in questo momento di consumare energia, di consumare gas, di consumare quelle che sono mangimi 365 giorni l'anno, perché la mucca non posso spegnerla come posso spegnere. Perché uno si chiede come mai è aumentato così tanto, ma quindi c'è tutta la filiera che ha subito. Una filiera passando dal produttore a quello che è il trasformatore, perché non dobbiamo dimenticarci che anche chi trasforma in questo momento ha subito a sua volta dei rincari. Oggi... Però ci sono degli aumenti anche su prodotti, e che anche qui non è il momento, dei prodotti che magari sono stati fatti anni fa, che hanno la scadenza lunga, e tu dici come mai sono e quindi anche lì tutto questo esistono delle forme di speculazione, ma ecco, diciamo che su quello che è prodotto fresco no. No, sul prodotto fresco no, però su altri prodotti ti viene insomma naturale chiedertelo, perché dici ma come? Non mica stati fatti ieri? Hai perfettamente ragione, i fattori che si incastrano in questo momento sono tanti, dalle speculazioni ad esempio sui mangimi, sull'energia eccetera, non da ultimo anche l'effetto climatico che abbiamo subito quest'estate. Sì, ma questo lo vedrai fra quanto? No, ad esempio se parlo di sistema allevatoriale lo vedo ora perché
l'animale ha subito uno stress e quindi, che ha prodotto di meno. Sì. E quindi, no, ma io dicevo anche per altre sì, cose. poi ci sono dei fenomeni purtroppo di speculazione che viviamo anche nelle nostre famiglie. Sentiamo chi c'è in linea adesso, perché mancano 3 minuti alla chiusura della trasmissione, altrimenti rischiamo di non sentire chi ci ha chiamati. Buonasera, pronto? Con chi parliamo? Pronto? Pronto? Siamo qua, Prego. signora. Sono Buttazioni di Pagagna. Come? Sono Buttazioni di Pagagna. Buttazioni di Fagagna, prego, prego. Sì, ecco, sta parlando con me per avere conferma. Niente, l'altro giorno ho sentito che parlavate dell'invio da parte dall'INPS che richiede lo SPID per la dichiarazione dei redditi, di inviare lo SPID. Che io non l'ho mai fatto questo SPID, Lo mai SPID? inviato. Lo SPID? Sì. Lo SPID, ma lei è una pensionata? Sì, sono pensionato da mo'. Se pensionato? il CAF... Perché sentiamo male, pensionato o pensionata? Pensionato? O con la O. Ecco, allora, Perché guarda, si sente malissimo. la CISL, attraverso il CAF, a tutti i pensionati, in modo particolare i pensionati ma non solo, che sono iscritti, fornisce il servizio per dare una mano per arrivare ad avere lo SPID. Quindi lei è di Fagagna, quindi può chiamare Gemona probabilmente per riuscire ad avere un appuntamento col CAF per fare lo SPID. Quindi noi le diamo il servizio. Io l'altra sera che parlavate di questo problema, Sì? avete detto che chi presenta, chi compila, chi fa il 140 unico, non è necessario inviare questo SPID. È veritiero questo o no? Non riusciamo a percepire bene. Ci scusi, sai che siamo tra l'altro anche in non chiusura. è colpa sua, no. Sì. Ci può richiamare la prossima settimana? Le dispiace? Perché adesso io devo chiudere. Va bene. Va bene? Se no, se vuole, signora, okay. se vuole, chiami lunedì pomeriggio, ecco, dalle 4 alle 5:30, la CISL di Tricesimo e chieda di Ivano, che sono io. Ecco, e così le spiego. Va bene, così si fa spiegare tutto. Noi adesso dobbiamo purtroppo chiudere la trasmissione, ci dispiace perché ci sono ancora messaggi, qui il telefono continua a suonare. E qua volevo chiudere con questo. Sono d'accordo con il signore sulle pensioni minime, bravissimo, mi è arrivato un messaggio. Ecco. E con questo chiudiamo, ringraziamo Stefano Gobbo, segretario della FAI CISL del Friuli Venezia Giulia, settore agroalimentare, ringraziamo Ivano Monguzzi dell'FNP CISL di Udine. Ci vediamo la prossima settimana, grazie per averci seguito, telefonato, mandato i messaggi. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 in diretta. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera a tutti. In collaborazione con FNP CISL Udine.